Bentornati signore e signori, io sono Franco Nusinas e siamo tornati di nuovo insieme per tutta la nostra commentistica del caso in relazione all'ultima amichevole precampionato del nostro Cagliari Calcio. Perché di Cagliari si parla, signori, in questa zona di YouTube. Se avete piacere iscrivetevi al canale, seguiteci anche su TikTok e su Instagram per rimanere aggiornati e per ricevere qualche piccola chicca ogni tanto. E anche se non siete tifosi del Cagliari, ebbene sì, siete ben accetti perché qua si parla di passione calcistica in educazione rispetto di tutti quanti, quindi se volete fermarvi siete i benvenuti. Iscrivetevi anche qui, commentate, mettete mi piace e fomentiamoci insieme per il sostegno calcistico ai nostri leoni, ai nostri campioni in questa nuova, e si pronuncia anche durissima, nuova Serie A che si sta per approcciare. Allora, ieri si è conclusa questa mini girandola di amichevoli precampionato, anche perché, insomma, dobbiamo ricordarci anche che lunedì prossimo inizieremo subito pesanti con l'inizio della prima partita della nostra nuova Coppa Italia e la settimana dopo saremo finalmente, signori, ci è mancato tanto in questo campionato di Serie A. Allora, cosa dire su come abbiamo giocato ieri? Dunque, indiscutibilmente, come sempre, d'altro canto, nella nostra fase di commentistica di queste amichevoli, ci sono state luci ed ombre. Il nostro mister Nicola si presenta nuovamente con un 3-5-2. 3-5-2, in realtà un 3-4-1-2, sempre con un centrocampista più avanzato. Quindi sembra chiaro ed evidente ormai che in base alle valutazioni che ha fatto il nostro nuovo coach, effettivamente si giocherà con questa difesa a 3, che personalmente mi crea sempre qualche minimo scompenso psicoemotivo, ma poco male, tanto qui siamo e qui dobbiamo rimanere e questo accettiamo, perché se il mister ci ha visto un po' di sicurezza in tutto questo, chi siamo noi alla fine per andare a opporci alla sua volontà, almeno fino a quando i risultati non daranno ragione a lui o a noi, o almeno al sottoscritto, poi non so gli altri cosa ne pensino. Comunque ci presentiamo con Scuffetti in porta, di nuovo difesona 3, rimescolando le carte dell'altra volta. L'altra volta avevamo schierato Zappa, Vitesca e Luperto, questa volta Zappa, Vitesca e Obert. Abbiamo poi i due esternoni ormai fissi che credo che saranno poi i titolari del campionato in maniera ineluttabile, ovvero Zortea sulla destra e sulla sinistra il nostro Augellone. Linea mediana composta con Adopo, Marin e Deiola leggermente più avanzato per fare filtro verso questa, mi è piaciuto questo esperimento, questa coppia d'attacco, Luvumbo Piccoli. Una coppia d'attacco quindi in maniera inesorabile predisposta sicuramente a più dinamismo anche a livello fisico rispetto al far giocare insieme magari un Lapadula Pavoletti, e quindi il nostro mister sta anche cercando un po' di capire effettivamente quali siano i suoi slot migliori e sta provando un po' tutti i posizionamenti tattici con alcuni punti fissi effettivamente. I punti fissi che troviamo sono, beh, a parte il nostro Scuffetti in porta, la presenza sempre presente di Zappa comunque sia in difesa, nel terzino difensivo, gli altri due possono cambiare. È la prima partita, ad esempio, che non schiera Luperto dal primo, ma Zappa presente, le fasce sono sempre perennemente affidate adesso a Zortea e a Augello e anche a Bendire direi, e una certa intercambiabilità e questo mi piace a livello di centrocampo perché comunque stanno facendo tutti bene quelli che ha messo, ovvero dopo che è molto in crescita, Marin che è tornato fomentatissimo e Deiola, beh Deiola lo conosciamo. Davanti sta facendo tanti begli esperimenti che effettivamente servono ancora per dare quelle conferme che probabilmente sono ancora necessarie nel settore d'attacco. Comunque sia,
Primo minuto ci rendiamo subito pericolosi, molto insidiosi, con una bellissima incursione di Luvumbo che prende un bel pallone crossato, se non mi ricordo male, da Marin, per poi fare una bella sponda di testa verso Piccoli. Piccoli si gira subito in aria, bello, perfetto, si libera direttamente del suo avversario e tira in porta con una bella respinta da parte di Gagno. Comunque siamo belli svegli, belli vispi, molto dinamici, molto veloci, ed è esattamente la tipologia di ingresso in campo che mi piacerebbe vedere in tutte le partite. Questa è la cattiveria che ci vuole e dobbiamo sfruttare le nostre armi, che nel caso in cui abbiamo Luvumbo e Piccoli in campo è sicuramente, soprattutto da parte di Luvumbo, una incredibile velocità. Al nono minuto De Jong si porta di nuovo pericoloso in avanti, si avvia verso la metà della tre quarti con un bel tiro dai 25 metri, signori, per carità di Dio, se buttava giù una palla del genere anche in amichevole veniva giù lo stadio, però fatto sta che fa un bel tiro, un po' centrale anche se molto potente, e quindi il portiere para. 11° minuto, Augello mi batte il solito calcio d'angolo chirurgico. I calci piazzati che tira quest'uomo sono una bellezza visiva, niente da fare, che va a finire immediatamente sulla testa di Vitesca con la palla che sorvola di poco la traversa. Anche qui, su questi calci siamo sempre pericolosi. La mia nota personale in questo momento è che si sente in queste circostanze la mancanza di Dossena. Mi rendo conto che lo pronuncio sempre, non si piange sull'attraversato, però Dossena questi palloni molto spesso nel campionato scorso, quindi in pieno fomento agonistico da Serie A e non nelle amichevoli, la buttava spesso e volentieri dentro, cosa che in questo momento, sebbene i nostri saltatori prevalgano spesso e volentieri sulle difese avversarie, non riescono ad avere quella precisione. Però vedremo. La palla quindi sorvola la traversa, siamo ancora molto spinti in avanti noi. Il Modena, anche comunque per un deficit tecnico che senza offesa per nessuno, ma comunque è abbastanza evidente a livello proprio anche di soggetti in campo, buoni giocatori, ma si vede che comunque stiamo interagendo con una squadra che comunque ha dei mezzi più risicati rispetto a quelli che abbiamo a disposizione noi. Fatto sta che prova a farsi vedere verso scuffette, ma non niente di particolarmente preoccupante. Quindi anche lì è una partita che difensivamente, almeno fino a questo momento, ci dice poco a livello della nostra tenuta difensiva. Di nuovo pericolosi noi al 18° con Luvumbo che prende palla come al solito correndo via sulla destra, spalla alla porta, si gira, ennesimo scatto bruciante sul fondo, lascia sul posto tutti quelli che provano a marcarlo, di nuovo come il primo minuto della partita, palla in mezzo per Piccoli, anche lui botta sicura di nuovo verso la porta, ma fortunatamente la difesa, fortunatamente per il Modena, la difesa salva all'ultimo in calcio d'angolo. Però questi due signori insieme mi piacciono molto, perché Piccoli ha maggiore dinamismo fisico rispetto a quello che può avere adesso la Padula, e inevitabilmente anche rispetto a Pavoletti, e tenendo quindi subito la gamba dello scatto di Lubumbo, si presenta lì davanti con lui non appena Zito scatta e pesca sempre i palloni che Zito gli tira, perché riesce a smarcarsi anche lui velocemente, quindi un tiro in porta prova a fartelo, sempre e comunque. Poi vuoi l'intervento difensivo, vuoi la bravura del portiere, per un motivo o per l'altro, un po' di sportura, un po' di imprecisione, però è inevitabile che più palloni tiri in porta, più statistica fai e quindi più probabilità avrai di fare gol. Fatto sta che palla in mezzo per Piccoli, quindi botta sicura, finito di nuovo in calcio d'angolo. Si parte poi al 22° con una bella iniziativa di Zappa che parte verso la tre quarti, crossa di nuovo al centro dove pesca Piccoli che anticipa di testa il portiere avversario, anche stavolta sfortunato Piccoli, la palla esce di poco. Molto attenti, mi piace anche il centrocampo nostro molto solido. Marin è quello che crea più gioco dal centrocampo, a fianco a Deiola, riesce a far girare molto bene la squadra. Deiola dopo tornano sempre indietro, soprattutto Deiola fa un bellissimo lavoro di legna insieme alla dopo e accompagnano l'azione quando vedono Marin partire. Sugli esterni si continua molto bene con Zortea e Augello. Il problema è che
siamo sfortunati perché al primo tiro in porta effettivo che concediamo ai nostri avversari, Gliozzi riesce a controllare dal limite, calcia, la palla prende una traiettoria di quelle che sono proprio bastarde, passatemi il termine in francese, e va a finire sotto la traversa. Questo è il 34esimo. Noi reagiamo subito, al 36esimo partiamo di nuovo in velocità, immediatamente, di nuovo replica di prima Luvumbo, questa volta che apre però per Robert, che è partito sulla sinistra, crossa di nuovo in centro, un ottimo pallone, mi è piaciuto molto questo scambio Luvumbo-Robert, questa sovrapposizione va fatta secondo me molto spesso, replicando quindi la giochistica che faceva Augello già in quella posizione e che stava comunque accompagnando l'azione anche lui. Crossato, pallone ottimo verso il centro, Bobert ha un bel piedino per queste cose per piccoli, finalmente si colpisce di testa verso in maniera molto più precisa, molto più fortunata anche stavolta e si pareggia subito ed è sicuramente un bel momento perché Piccoli mi segna un bel gol ed è quello che ci vuole per prendere sicurezza, soprattutto quando si è in un ambiente nuovo, con una maglia nuova, con tifosi nuovi e Piccoli lo vedo fomentato. Io sono convinto che sia anche un bel colpetto da fantacalcio. Secondo me Piccoli ci darà tante soddisfazioni. 44esimo di nuovo contro il del Modena, questa volta Vitesca salva la situazione nuovamente, però fa una mezza cappellata delle sue, rischia un autogol perché cosa fa? Salva la situazione, benissimo, peccato che il suo calciare via la palla la tiri addosso a Scuffet, per fortuna di tutto la respinta di Scuffet su Palumbo porta a una deviazione poi in angolo perché giuro su tutto quello che posso giurare che se per questa porcata prendevamo un gol diretto da questa roba qui, anche se in amichevole, due le tiravo giù, perché è una roba allucinante. Poi capite perché mi vengono i brividi quando vedo la difesa 3 schierata o con Vitesca o con Azidiaco, io capisco tutto, ma a me vengono i geloni dove non vi dico. Primo tempo si chiude quindi con il nostro Cagliari avanti, De Iola alla fine in area scarica l'ultimo pallone verso Zortea, che si era portato molto avanti sulla sua fascia, tiro forte angolato poi per Zortea, che riesce a fare un bellissimo tiro, mi piace perché ci prova sempre dal suo lato, sfiga, sì, un po' di sfiga sì perché effettivamente colpisce il palo esterno dopo il bell'intervento del sempre ottimo Gagno. A questo punto il nostro mister comincia a gestire un po' di opere, di cambi. A inizio della ripresa schieriamo Azidiakos al posto di Zappa, quindi i miei incubi peggiori si creano vedendo Vitesca Azidiakos in difesa piena, loro titolari della difesa con il buon Obert fortunatamente sul posto, Macumbu e Prati che prendono il posto di un Deiola e una dopo. Deiola molto sul pezzo, a dopo è poco visivo, nel senso che facendo solo lavoro di interdizione ti sembra di vederlo poco e quindi l'avevo sottovalutato, invece devo rendermi noto del fatto che effettivamente il suo lavoro lo fa più che bene. Non è quel genere di giocatore che si porta in avanti, è quel genere di giocatore che deve coprire la zona verso la difesa, copre la zona verso la difesa, quindi a livello di interdizione è inestimabile, mi piace molto, anche fisicamente lo vedi già bello in bolla. Il fatto è che mi piace sempre pensare a quel genere di centrocampista che ogni tanto si propone, ma se a dopo non ce l'ha nelle sue gambe, piuttosto che andare in avanti a fare qualche mezza porcata, va benissimo quello che fa. Fatto sta che diciamo quindi che entra, abbiamo detto, entrano Prati e Macumbu, Prati a prendere quindi un po' il pallino insieme a Marin, la possibilità di gestire, di indirizzare un po' la regia della squadra, nuova coppia d'attacco con Luvumbo e Piccoli che escono per dare spazio alle nostre leggende, Pavoletti e la Padula insieme. Al quinto minuto della ripresa Macumbu riesce con un bel tiro a pescare in area un Marin che si era portato in avanti, prova un bel calcio al volo di prima, riesce a superare anche il portiere, fa tutto, la palla va a finire poco sopra la traversa. Una roba bellissima, signore, anche qua di quei tiri che se ti tira giù lo stadio, se entra dentro, anche se sei in amichevole, mi piace però come stanno giocando perché li vedi che giocano allegri, giocano leggeri, provano le giocate, fanno le cose anche quelle un pochino più acrobatiche, belli, belli così. Se teniamo questa freschezza che poi è collegata anche a un ottimo livello di iniziativa d'attacco anche in Serie A, ovviamente non facendo gli sburoni con chi ha molti più mezzi di noi, però
Se le partite in certi momenti le giochiamo in questo modo, io credo che ci toglieremo delle buone soddisfazioni, anche nei campi più ostici. Fatto sta che comunque al 15°, nonostante questo bel momento nostro, al 15° del secondo tempo, il Modena ad essere pericoloso, con Gliozzi che scappa via, ovviamente Vitesca, almeno su questo e sul pezzo, ogni tanto ce la facciamo anche con lui, manda in angolo. Dal corner Azidiakos, giustamente, se non fa cazzata Vitesca, la fa Azidiakos sul calcio d'angolo si scorda, probabilmente ha guardato le Olimpiadi, in questo momento stava guardando probabilmente le partite di pallavolo maschile o femminile, prende col braccio giustamente il pallone, bravo, ottimo lavoro, e giustamente l'arbitro che fa il suo lavoro concede il rigore. Palumbo, liscio, tranquillo, Scuffet battuto e siamo sul 2-1 al 17° del secondo tempo. Qui una l'ho tirata giù perché all'indirizzo della nostra difesa c'era qualcosina da dire, secondo me, ma va bene. Escono a questo punto Marina, Ugello, Obert, Zortea ed entra tutto il resto, quindi Felici, Jankto, Azzi e Veroli. Al 19° ci prova la Padula con una bella punizione dei 25 metri, anche qua il tiro molto forte ma leggermente alto, sempre, manchiamo sempre di quel cincinin di precisione. 25° ci prova Jankto mi piace molto in questo precampionato, quelle poche volte che l'abbiamo visto mi sembra già molto più in tiro rispetto all'anno scorso e l'ho sottovalutato, devo essere sincero, mi sta stupendo in positivo, perché appena entra si propone subito, crea gioco, non vaga un po' a vuoto come c'erano certe fasi delle partite l'anno scorso, spero che tenga anche questa linea in campionato. Serve al centro dell'area di rigore infatti proprio lui la Padula che si gira e calcia, trova però il portiere sempre pronto. 28° esce Scuffet e esce Vitesca per sostituirli con Sherry e Kingston. Al 32° pericolosi di nuovo su contropiede, però il salvataggio in chiusura di Felici porta alla fine dell'azione. Di nuovo sul fronte opposto ricominciamo noi con Kingston che è il nostro Mutandua che parte calciando con un bello scatto, 2 dribbling da dentro l'area, il sinistro però anche lì c'è qualcosina ancora da modificare nel tiro, perché l'altra volta me ne aveva fatto uno bello di destro ma poco angolato, forte, ma comunque respinto dal portiere. Questa volta ci prova di sinistro ma un po' strozzato, bisogna metterlo a lavorare un po' sulla tiristica perché il resto c'è, mi piace molto questo ragazzo. Il tiro è strozzato, passa non molto distante dal palo ma comunque fuori. Sherry a questo punto, bella azione del nostro portiere perché manda alto un tiro molto forte tirato da Santoro al 35°, una bella parata, mi è piaciuta. 37° ripartiamo noi di nuovo con Kingston che scatta via, appoggia per Pavoletti che calcia immediatamente nella mischia, ma la difesa spazza via sulla linea della porta, quindi anche qua un Modena sicuramente molto preparato difensivamente, molto reattivo e noi anche 2 righe sfortunati perché l'azione era stata molto bella. La difesa spazza quindi sulla linea di porta, cerchiamo in tutti i modi di fare gol, il Modena difende questo suo risultato e alla fine, come quasi sempre riusciamo, quando mi entra un Pavoletti nel secondo tempo, cosa succede? Al 48° del secondo tempo Macumbu mette in mezzo per il solito Pavoletti, spalla alla porta, di testa, si gira, batte il portiere con un leggerissimo appoggio, ultima azione, 2-2. E si conclude così il nostro precampionato. Ora, note positive o no? Allora, le note positive è che, devo essere sincero, l'attacco mi piace come gira. Ehm, per carità, se arriva anche Nzola non lo buttiamo via. Però, al momento attuale, con quello che abbiamo in questo momento, Piccoli mi piace come si sta muovendo, mi sembra in forma. Si è inserito benissimo in questo gioco di Nicola che ha aggiunto al gioco verticale di Ranieri un gioco sulle sponde laterali molto bello, con un foraggiamento quindi dei nostri attaccanti continuo, costante, vuoi da Lugumbo, vuoi da Zortea, vuoi da Augello quando riesce ad andare avanti, vuoi dai centrocampisti che vanno in avanzamento, che sia Marine che fa gioco, che sia Deiola, che sia quando è entrato Prati, creando molte palle lanciate in avanti verso i nostri attaccanti, abbiamo fatto molta più azione sotto porta avversaria e alla fine
ci si è messa anche un po' di sfortuna perché abbiamo fatto praticamente 4 tiri puliti in porta in più che hanno o sfiorato la traversa o sfiorato il palo, il tiro sul palo esterno poi di Zortea, metti anche quei 2 colpi di testa sui calci d'angolo, quello di Vitesca del primo tempo, metti anche poi il primo colpo di testa di Piccoli poco preciso, un po' sfortunato, l'azione di Pavoletti salvata sulla linea di porta, cioè oggettivamente oltre ai 2 gol segnati abbiamo fatto davvero un bel lavoro lì davanti, eh. Se giochiamo così diventiamo dei clienti poco appetibili per tutti. Non mi dispiace, puntellerei ancora qualcosina, cioè sicuramente se mi dicono prendiamo anche Nzola è una garanzia in più, ma anche in questo momento non mi dispiace. Luvumbo mi è piaciuto, ottimo, Gentile come al solito, si spegne sempre un po' verso la fine del tempo, del primo tempo, però mi va bene. Non ha ancora forse 90 minuti nelle gambe. Piccoli mi è piaciuto, promosso, propositivo, sempre sul pezzo, sempre seguire chi ha la palla, va benissimo. Pavoletti, che da dire, questo ragazzo qui è un immortale, c'è poco da fare. Puoi fargli tutto quello che vuoi, lui tornerà e segnerà, sempre comunque una certezza, da subentrato poi, l'abbiamo detto più e più volte, è una certezza assoluta. La Padura lo sto vedendo, forse dell'attacco è quello un pochino più appannato rispetto agli altri in questa fase di precampionato. Non so se sia ancora una questione di forma, una questione di allenamento, ma ha ancora dei margini di miglioramento a livello di preparazione, quello un pochino più appannato, però non mi preoccupo perché so che Gianluca può sicuramente riprendersi velocemente. Zortea, Augello più di interdizione dietro, oggi l'ho visto un pochino meno propositivo in avanti, ma secondo me perché campa anche lui di ansie, sapendo come è disposta un po' la nostra difesa, non me lo toglie dalla testa nessuno. Zortea invece portato in avanti, ha fatto il suo sporchissimo, bellissimo lavoro di proposizione verso l'attacco, quando può si inserisce e prova un po' la giocata alla Berardi, cercando di buttarla, inserendosi da destra, tirando, non riesce ancora a buttarla dentro la porta, però oggettivamente i rischi per la difesa avversaria li crea e mi basta quello. Centrocampo solido, a dopo Macumbu, Prati, De Iola mi sono piaciuti sia in fase di interdizione che in fase di, e Marino ovviamente, sia in fase di proposizione di gioco sia in fase di recupero palla indietro. A dopo mi piace molto fisicamente, come ripetevo è un giocatore che appare meno rispetto a quello che poteva essere sulle mani, diciamo per proposizione in avanti, ma a livello di legna, di lavoro di fatica proprio, insomma, di interdizione difensiva, fa davvero un bel lavoro. Io, Scuffet e anche Sherry, devo essere sincero, mi è piaciuto anche Sherry, quindi le mie preoccupazioni sul suo inserimento qualora Scuffet dovesse andare non sono del tutto proprio eliminate, però quel poco che sta giocando, quando prende un pallone anche a livello di lavoro, insomma, di parata, non sta facendo male, quindi non gli affiderei proprio la mia porta tutto l'anno, però insomma se siamo in sfiga non mi dispiace come si è posto, parla, lo vedo uno che comunque è di quei portieri che si fa sentire, non di quelli silenziosi, musoni, che quindi lasciano un po' di scollamento con il resto della squadra, crea gioco, crea fomento, indica comunque un po' di cose alla difesa, quindi mi va bene. Il mio almeno personalmente, sì, sono opinioni personali, poi possono piacere o meno, il mio dubbio resta sempre il settore difensivo. Io mi rendo conto che con questo centrocampo più solido a 5 siamo più propositivi in avanti, è vero. Il problema è che io continuo ad avere non poche ansie sulla nostra difesa 3, non perché non possiamo giocare con la difesa 3, ma non credo che abbiamo gli interpreti abbastanza forti per poterlo fare. Almeno. Allora, mischiarate Zappa, Luperto e Mina? Va bene. Mischiarate Azidiakos, Vitesca e Obert? Va meno bene, perché ce n'è uno che considero buono, che è Obert, gli altri che sono discreti. E con una difesa 3 di cui 2 membri li consideriamo discreti, almeno io li considero discreti, io non vado tranquillo a giocare in Serie A. Né col Como, con i quali abbiamo perso infatti, né con il Milan, né col Napoli, né con l'Inter, né con nessun altro. Quindi una difesa 3 fatta con Luperto, Zappa, Dossena, con subentrante Mina se servisse, sarebbe stata la perfezione, perché Nicola fa giocare molto bene questa squadra.
ero dubbioso, poi sapete comunque dopo un Claudione Ranieri, guardi sempre tutti un po' con sospetto, ma mi piace cosa sta facendo il nostro mister. Credo sia però necessario a sto punto valutare davvero come disporli titolari. Cioè io spero con tutto il cuore davvero di vedere poco o niente Vitesse Katsidiakos come due pezzi della nostra difesa quest'anno, come ho visto invece nel secondo tempo di questa partita col Modena, perché altrimenti rischiamo davvero delle imbarcate pesanti, perché molto spesso non riescono a seguire l'avversario, fanno delle stupidaggini, è vero, un amichevole, per carità un errore ci può stare, ma l'errore di Azidiakos che procura il rigore mi ha inquietato non poco, idem per l'errore invece di Vitesca, quando per poco non faceva un autogol con quella sorta di intervento smanacciato di gamba per salvare dall'azione avversaria. O lì si mette a lavorare davvero serio, nel caso in cui poi Mina non fosse ufficiale, che rimanga, cose varie, insomma, bisogna ancora lavorare sulla difesa. C'è ancora tempo, il mercato è ancora aperto, diamoci da fare perché altrimenti rischiamo davvero, perché si sta preparando una Serie A molto competitiva, dove anche un Napoli, ad esempio, che era più spento l'anno scorso, una Roma è fomentato ormai dall'insediamento di De Rossi, che a me ha preso gusto, sono mesi ormai che è lì, Conte rivoluzionerà tutto, le altre squadre quindi cercheranno di non essere da meno di nessuno, l'Inter deve confermare il suo, il Milan si è ristrutturato non poco, con degli ottimi puntellamenti, chiamali puntellamenti, avercelo Morata, altra roba così, ma vabbè. E anche tutte le altre squadre si stanno preparando bene. L'Udinese sicuramente vorrà far vedere che non è una squadra che si è salvata così a culo e che non merita la Serie B. Insomma, idem il Sassuolo, cioè, no, il Sassuolo no, scusate. Insomma, robine pericolose ce n'è. E noi, se contate che abbiamo puntellato, ma abbiamo anche venduto tanto di quello che avevamo a livello di titolare, rischi ne corriamo, è inutile negarli. Quindi i miei dubbi restano sulla difesa. Adesso abbiamo concluso quindi questa sezione di commento delle nostre amichevoli di precampionato. Io farei ancora un videino venerdì o sabato o domenica al più tardi su un recap di quello che effettivamente è la nostra squadra in questo momento, andando poi a vedere se in settimana ci siano altri colpetti di mercato dei quali parlare. E poi, signori, finalmente ci approcciamo al calcio che conta, perché si comincia a quel punto lì a disquisire di Serie A. Si disquisisce di Serie A, si disquisisce prima di Coppa Italia e poi si comincia con la Serie A. Vi aggiorno poi proprio in questo momento sulle notizie arrivate, sto registrando che è martedì, scusatemi, 6 agosto, notizie di un'ora fa. Mina al momento attuale non è ancora rientrato perché si unirà soltanto al resto della giornata, al resto della squadra il giovedì, dopo tutte le visite mediche del caso, perché ha partecipato alla Coppa America ovviamente, non è ancora a disposizione dell'allenatore, del nostro Nicola, quindi fra una cosa e l'altra sarà disponibile soltanto da fine agosto e dovrà comunque anche riallinearsi bene col lavoro degli altri. E quindi, insomma, le cose sono queste. L'ultima notizia di mercato rispetto a quella che abbiamo aggiornato l'altro giorno, quindi il Parma che sta sorpassando noi per quello che riguarda il possibile ritorno di Gaetano, e l'ultima notizia che ci resta, su Nzola non ci sono ancora aggiornamenti, quindi allora, già il fatto che Mina torni sono contento, però dovremmo farci comunque almeno un paio di uscite ufficiali senza di lui. Con Zappa, Mina e Luperto e subentranti, a seconda della stanchezza dei titolari, gli altri tre ragazzi, magari un Obert, un Vitesca, un Azidiakos, vivrei più tranquillo. Sarei anche tranquillo se tornasse Gaetano, ma va bene lo stesso, là davanti, però poca roba, va bene così.
Allora, signori, detto questo, io vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo se avete piacere di iscrivervi al canale, mettere un mi piace, un commentino, iscrivetevi anche su Instagram e su TikTok, ci trovate sempre scrivendo un sardo sul continente. Io sono Franco Nusinas, vi ringrazio per l'ascolto, è tutto gratis, quindi sostenerci non costa nulla, mi piace, commento, iscrizione. Ci risentiamo presto. Aio!